Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Tentato omicidio a Catania, svolta nelle indagini sulla sparatoria davanti a un centro scommesso di Cibali. Padre e figlio arrestati per il ferimento di un 45enne. Palermo, medici aggrediti a Villa Sofia nel presidio di emergenza di Bagheria. Arriva la condanna per un uomo che nel 2020 colpì violentemente una dottoressa nella guardia medica, Polizzi Generosa. A Messina, per le 7 morti sospette al Papardo c'è una svolta. La prima perizia ha accertato che le valvole cardiache usate non presentano difetti. Avvalorata l'ipotesi dell'infezione batterica. Maltempo in Sicilia, pioggia e vento fino a domani. Da lunedì impennata delle temperature che raggiungeranno e supereranno i 20 gradi. A Catania non solo spazzatura ma anche montagne di pneumatici in disuso e paraurti abbandonati. Lo smaltimento a costi elevati e i controlli scarseggiano. Il ministro della Cultura Giulio in visita alla Porta delle Farfalle nel quartiere di Librino a Catania. Daremo la giusta importanza a questa opera di bellezza. Calcio, oggi siciliane in campo. In Serie B il Palermo a Marassi contro la Sampdoria. In C il Catania sfida in trasferta in Latina. Intanto la Procura federale penalizza di 4 punti il Messina. Bentrovati. A Catania padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio. La svolta alle indagini grazie alle telecamere di un centro scommesse a Cibali. È stata trovata anche l'arma utilizzata per la sparatoria in cui è rimasto ferito un uomo di 45 anni. Tonino De Mana. Un 50enne ed un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo scorso in via Sabato Martelli Castaldi, non distante da un centro scommesse a Cibali. Nell'occasione è rimasto ferito un 45enne centrato da diversi colpi di pistola. Nei loro confronti la procura ipotizza i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto d'arma da fuoco e ricettazione della stessa. Fondamentale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro scommesse. I filmati hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso dal 50enne, il quale avrebbe sparato a distanza ravvicinata 6 colpi di pistola dopo un acceso litigio. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale intercorsi dai 2 fermati e la vittima, che avrebbe tenuto comportamenti inopportuni con l'ex compagna del 50enne e madre del 25enne a cui il 45enne era stato legato sentimentalmente. Durante una perquisizione nella casa del 25enne, la polizia, occultata in un armadio, ha trovato una rivoltella priva di marche e di matricola. Il giovane è stato rintracciato in un B&B, mentre il padre si è costituito poco dopo negli uffici della squadra mobile di Catania. Notte di ricerche con esito negativo, quella appena trascorsa tra le campagne di via Montagna a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove si cerca un uomo che avrebbe richiesto aiuto tramite una radiotrasmittente. Nella notte si sono alzati in volo dei droni con visori a infrarossi dei Vigili del Fuoco e anche un elicottero dell'82esimo centro SAR di Trapani, Birgi, di ritorno da Palermo, dove aveva trasferito un ammalato da Pantelleria, ma non è stata individuata alcuna persona. Una zona in aperta campagna è stata battuta a piedi dai carabinieri, volontari della protezione civile. Stamattina interverranno anche gli operatori del soccorso alpino. E bufera politica fra governo e magistratura dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito che i migranti trattenuti nel 2018 a bordo di una nave della Guardia Costiera nel porto di Catania dovranno essere risarciti dallo Stato italiano. Manlio Viola. È scontro a tutto campo dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato italiano dovrà risarcire i migranti rimasti per 10 giorni sulla nave della Guardia Costiera Diciotti in rada nel porto di Catania nel lontano 2018. Una bufera politica, ma anche e soprattutto un nuovo scontro fra governo e magistratura. Mentre sui social scatta l'ira della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di principio applicato dalla Cassazione assai opinabile e di decisioni che allontanano i cittadini dalle istituzioni, a risponderle è la segretaria del PD, Ellis Klein, per la quale la Cassazione è l'ultimo grado di giudizio e non cambia in base all'umore della Premier. Ciò che allontana i cittadini dalle istituzioni, aggiunge, è una sanità pubblica presa a picconate dai tagli del suo governo, i salari da fame e il quasi €1 miliardo dei contribuenti buttato in Albania per costruire prigioni vuote. Ma la tensione sale anche quando a intervenire il ministro Salvini, che parla di decisione indegna e che a pagare dice siano i magistrati, parole che non vanno giù alla prima presidente della Corte
Corte di Cassazione Margherita Cassano, che parla di insulti inaccettabili che mettono in discussione i fondamenti dello Stato di diritto. Sullo sfondo la vicenda del cittadino eritreo che era su quella nave e che ora vive nel Regno Unito, che sottolinea di non volere i soldi del risarcimento, ma soltanto giustizia per i torti subiti. Ancora una morte bianca in Sicilia. Un trentenne, Denis Agnello, titolare di un'azienda, è morto a Palermo in contrada Molara, schiacciato al mezzo che stava guidando e che si è capovolto all'interno della ditta di lavorazione di profilati alluminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. E torniamo a parlarvi di aggressione ai medici, 2 episodi, uno a Villa Sofia, l'altro a Bagheria. Intanto arriva la condanna per un uomo che nel 2020 aggredì una dottoressa nella guardia medica di Polizzi Generosa. Marco Gullà. Ancora aggressioni nei confronti dei medici, la prima a Villa Sofia, dove un uomo di 54 anni ha aggredito un medico perché pretendeva che modificasse il referto di un suo ricovero dopo un incidente stradale. Per questo gli agenti della polizia lo hanno denunciato. Il 54enne avrebbe lanciato contro i medici alcuni oggetti che si trovavano sulla scrivania. L'altra aggressione al presidio territoriale di emergenza di Bagheria, in provincia di Palermo. Un uomo di Ficarazzi, di 63 anni, ha colpito un medico in servizio, provocandogli alcune escoriazioni. Sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore denunciandolo per lesioni. Intanto il giudice della sezione penale del Tribunale di Termini Imerese ha condannato a 1 anno e 7 mesi senza sospensione condizionale l'uomo responsabile dell'aggressione ad una dottoressa avvenuta il 26 febbraio 2020 nella Guardia Medica di Polizzi Generosa. La sentenza è stata pronunciata oggi. Nel corso dell'aggressione era stato coinvolto anche il padre della dottoressa, che si trovava nella saletta di riposo dell'ambulatorio per garantire maggiore sicurezza alla figlia. Durante il turno l'uomo era stato minacciato, spinto violentemente e aveva riportato la frattura di 2 costole dopo la caduta. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per un chirurgo vascolare dell'ospedale civico e un cardiologo ed emodinamista di Villa Sofia, Cervello di Palermo, un funzionario del civico e un prenditore palermitano che si occupa di forniture sanitarie. La decisione spetta al GIP, che ha già fissato gli interrogatori preventivi. L'inchiesta sulla sanità a Palermo va avanti dal 2022 e ora giunge al momento della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere. I reati ipotizzati sono corruzione e turbativa d'asta. L'indagine su presunte tangenti per spingere un prodotto sanitario piuttosto che un altro. E continuiamo a parlare di sanità a Messina. L'inchiesta sulle morti sospette al Papardo segna un punto di svolta. Da una prima perizia risulterebbe che le valvole non avevano difetti. Cresce quindi l'ipotesi dell'infezione batterica. Francesco Triolo. Le morti nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo non dipendevano dalle valvole impiantate nei pazienti, che erano perfettamente funzionanti, non avevano difetti di alcun genere. Dalle indiscrezioni delle risultanze di una delle tante consulenze che il pool di magistrati ha affidato nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette, fa svoltare tutto verso la componente batterica del caso. La consulenza dell'ingegnere biomedico Antonietta Perrone, responsabile dell'unità operativa di ingegneria clinica e tecnologie sanitarie del Policlinico Federico II di Napoli, riguarda sia il reparto di cardiochirurgia che la terapia intensiva post-operatoria, e sarebbero stati esclusi malfunzionamenti o difetti di fabbricazione delle valvole. E allora la principale ipotesi, seguita adesso dai magistrati, è quella delle gravi infezioni batteriche che poi hanno portato i pazienti alla morte. Un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che adesso attendono che vengano depositate in procura le altre perizie che riguardano proprio l'ipotesi di infezione batterica. Su questo aspetto c'è già un primo responso parziale di un laboratorio specialistico di Catania che al Papardo ad ottobre aveva effettuato i primi rilievi nelle sale operatorie e in altri reparti. In quel primo rapporto gli esperti, sintetizzando, avevano rilevato la presenza di acqua contaminata, rubinetti senza filtri e strumenti non sterili nelle sale operatorie, che erano state poi sottoposte a sequestro dai carabinieri dei NAS il 23 novembre scorso e sono state dissequestrate solo a gennaio. Pioggia e vento in Sicilia, ma dovrebbe durare poco. Già da stasera sono previsti dei miglioramenti e domani torna il sole. Orazio Longo.
Sicilia sotto l'occhio del ciclone non è un modo di dire, il maltempo ha coperto la nostra isola con un'allerta arancione che si è puntualmente verificata, pioggia un po' ovunque, da Agrigento a Ragusa, da Trapani a Siracusa, la zona più colpita come da previsione la costa ionica dove sono rimaste chiuse le scuole, temperatura in picchiata con precipitazioni di forte intensità, una perturbazione che arriva dal Nord Africa associata alla bassa pressione. Questa perturbazione già in queste ore ha dato luogo alle prime piogge moderate e continue, anche a dei rovesci che hanno interessato soprattutto la parte del Ragusano, il Siracusano orientale, dove già sono caduti fino a 40-50 mm di pioggia nell'arco di poco più di 12 ore. Problemi si sono verificati nella circolazione stradale del Messinese e del Trapanese. Sulla Palermo-Sciacca le automobili hanno dovuto transitare a passo d'uomo per la fitta nebbia e la pioggia incessante. La nuova cartina della Protezione Civile parla di allerta gialla nella sola costa ionica per le prossime ore, ma il tempo migliorerà domenica. La rabbia degli agricoltori della Piana di Gela lasciati a secco nonostante le piogge di quest'anno e degli ultimi giorni. Milioni di metri cubi d'acqua sversati in mare per l'incuria della politica. Lorena Dolci. Quella che vedete è l'acqua sversata a mare dalla diga di Sueri. Ovviamente dal 19 ottobre a oggi la Regione non ha fatto niente nonostante tutto l'emergenza nazionale. Ecco lo spreco che fa indignare gli agricoltori della Piana di Gela, che assistono da mesi impotenti alla perdita di milioni di metri cubi d'acqua. A documentarlo nella Sicilia assetata è Enzo Giudice, uno dei 670 agricoltori dell'associazione Santa Maria, che con l'estate alle porte è sul piede di guerra. Visto che da 3-4 anni non possiamo irrigare, fino a stamattina, ieri, tutti i giorni, dal 20 ottobre che si sversa acqua al mare. Volevo dire ai signori che mi hanno mandato le carte delle quote fisse. Io quote fisse non ne pago. La quota fissa è una tassa e un servizio. In questi 4 anni il Consorzio 5 di Gela l'avete dato il servizio? Ad accrescere la rabbia degli agricoltori anche il fatto che i 4 invasi della zona restano vuoti a causa della rottura di una tubazione. La riparazione, denunciano gli agricoltori, costerebbe poche migliaia di euro, ma né il Consorzio né la Regione risolvono il problema, lasciando decine di aziende a secco. Le nostre dighe sono vuote e rimarranno vuote per poi magari raccontarci che il problema è perché non piove. Questa non è desertificazione climatica, ma è desertificazione politica. E il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, intende avviare un'azione legale per il risarcimento dei danni provocati agli agricoltori dal parziale svuotamento della diga Trinità di Castelvetrano. Operazione antidroga a Catania, spacciatore arrestato con 37 kg di cocaina in casa, l'uomo tradito dal via vai di acquirenti. Emanuela Corsi. 37 kg di cocaina nascosti in un baule, alcuni, come vediamo nelle immagini, confezionati in modo identico, hanno fatto scattare le manette per un catanese di 45 anni. È stato il continuo via vai di persone che entravano e uscivano da un condominio di Catania ad insospettire le forze dell'ordine durante un'operazione antidroga, che ha permesso di scovare il pusher accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguirle i falchi della squadra mobile, che hanno monitorato lo stabile, individuando il sospettato che abita al quinto piano del palazzo. I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 1 chilo. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato in un baule del ripostiglio altri panetti di cocaina, confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima al 45enne. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere. E a Catania adesso vediamo che fine fanno molti pneumatici in disuso. Si tratta di un rifiuto particolare il cui smaltimento ha dei costi. Vediamo il servizio. Montagne di spazzatura, ma anche cumuli di pneumatici, paraurti e pezzi d'auto. Sulle strade di Catania non manca proprio nulla ed ogni angolo è buono per deturparlo o trasformarlo in una discarica. Nella città con la tari più alta d'Italia le immagini che vi proponiamo hanno il sapore della beffa ed offendono la dignità dei cittadini onesti, quelli cioè che pagano fior di quattrini per la tassa sui rifiuti. Da Picanello a Faro Biscari, senza contare le disastrate periferie, si getta di tutto e la parte del leone la fanno i rifiuti
rifiuti cosiddetti speciali. Via dello Strettoio, che fino a qualche anno fa ospitava alcuni assessorati del comune di Catania, è il simbolo del degrado, con una strada senza uscita trasformata in un'enorme pattumiera. La pioggia ha spento gli ultimi fuochi, visto che qualcuno ha incendiato mobili e cataste di legname, un vile gesto per completare l'opera e magari cancellare qualche traccia. Ben visibili cataste di pneumatici e paraurti di tutte le marche e di tutti i colori, segno evidente che gommisti e carrozzieri, non sappiamo se della zona, trovano più facile sbarazzarsi di questa tipologia di rifiuto piuttosto che affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento, che ovviamente ha dei costi. Stesso scenario nei pressi del campo scuola di Picanello, anche qui si notano decine e decine di pneumatici. Lo smaltimento è obbligatorio per legge dal 2011 ed in realtà già l'acquisto di un treno di gomme nuove si paga un costo aggiuntivo di 10-12 euro, ma quelle vecchie dove finiscono? Qualcuno a Catania effettua controlli seri in materia? Sulla base di queste immagini lasciamo a voi interpretazioni e risposte. Adesso una breve pausa, poi vi parleremo del reddito di libertà dedicato proprio alle donne e anche della visita del ministro Giuli ieri a Catania. A tra poco. E parliamo adesso del reddito di libertà. L'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno del reddito di libertà per tutte quelle donne vittime di violenza che abbiano o meno figli, in condizioni però di povertà. Molte le donne aiutate a Ragusa dalla Casa delle Donne, altre sono in attesa. Veronica Barbalino. Ci sono battaglie che si combattono all'interno delle mura domestiche e non sempre casa è un rifugio sicuro. A molte donne lasciare tutto e ricominciare da zero, spesso senza soldi e un supporto familiare, spaventa. Fare il primo passo però è sempre possibile, anche grazie al reddito di libertà. Alla vigilia dell'8 marzo l'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno per tutte le donne vittime di violenza, con o senza figli, in condizioni di povertà, seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. La Casa delle Donne di Ragusa, lo sportello antiviolenza, in rete con Work in Progress, che è il centro antiviolenza di Floridia, noi siamo insieme, abbiamo aiutato 10 donne ad avere il reddito di libertà. Già questo nel 2022. Adesso ce ne sono altre 7 che aspettano di riceverlo. Le condizioni necessarie per richiedere il reddito sono avere effettuato la denuncia di violenza, essere venute al centro antiviolenza, e infatti è proprio il centro antiviolenza che prepara le domande. Poi vengono portate al comune, i servizi sociali fanno l'altra loro parte e poi viene mandato al Ministero. Il reddito di libertà è una misura compatibile con altre forme di sostegno e può rappresentare una possibilità reale di riprendersi la propria vita. Una cosa importantissima è stata la convenzione fatta poi con l'INPS. Il datore di lavoro che prende come lavoratrici una di queste donne viene sgravato dalle tasse per l'impiego. Un ulteriore aiuto quindi per costruire un futuro migliore. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato a Catania, ha visitato la Porta delle Farfalle, l'opera voluta dal mecenate Antonio Presti come momento di rilancio del quartiere di Librino. Daremo, ha detto il ministro, il giusto rilievo e la giusta importanza a quest'opera. Orazio Longo. Che siamo di fronte a un luogo di straordinaria importanza, un luogo sacro, la bellezza diventa la cura dell'anima. Il maltempo non scoraggia il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che è arrivato a Catania non perde l'occasione per andare a visitare la Porta delle Farfalle nel quartiere di Librino. Accompagnato dal mecenate Antonio Presti e dal sindaco Enrico Trantino, il ministro ha voluto percorrere il muro di cemento dell'asse dei servizi, oggi diventato il progetto visionario che vuole dare luce alla periferia. Quello che si farà sarà dare il giusto rilievo, la giusta importanza a un posto del genere, dove la periferia davvero diventa la grande madre che si cura delle persone che ci abitano. La Porta delle Farfalle è la più grande scultura al mondo in bassorilievo ceramico, un'opera lunga 1,5 chilometri, realizzata da oltre 5.000 studenti e 10.000 bambini, più 50 tra artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Fiumara d'Arte. Un'agenzia educativa e spirituale per tutti gli abitanti della periferia catanese, così come voluto da Antonio Presti, ideatore e presidente della Fondazione, che ha sottolineato come la presenza del ministro rappresenti un segnale di grande rispetto verso il quartiere.
Oggi, ha detto Presti, vogliamo donare queste opere all'amministrazione comunale, alla regione e al ministero affinché possano continuare ad alimentare quella democrazia della luce che dal basso è stata costruita con innocenza. Adesso una breve pausa, poi l'ampia pagina dedicata al calcio con tutti gli impegni delle siciliane. A tra poco. Eccoci al calcio, partiamo dalla Serie B con il Palermo, in campo oggi alle 17:15 a Marassi contro la Sampdoria, torna Brunori dalla squalifica, emergenza in difesa, auto Ceccaroni e Nicolau. Marco Gullà. Abbondanza a centrocampo e in attacco e dubbi di formazione in difesa. Dionisi sfoglia la Margherita e riflette sulle scelte migliori per proseguire la marcia che ha portato nuovamente il Palermo in zona playoff. Oggi pomeriggio a Marassi alle 17:15 contro la Sampdoria, rosanero alla ricerca del tris di vittorie consecutive. La Samp ha una brutta classifica ed è assetata di punti. Non sarà facile per il Palermo in un Marassi caldissimo. Sicuramente la Samp ha cambiato pelle ahimè, in meglio per loro, in peggio per noi, perché rispetto alla partita dell'andata credo che non faccio la formazione della Samp perché delle volte faccio fatica a fare la formazione della squadra, però se penso solo alla partita precedente 6-7 titolari, potenzialmente la Samp potrebbe scendere con 7-8 titolari diversi rispetto all'andata, giocatori nuovi, il tridente è un tridente nuovo. Nicolau non convocato, Ceccaroni squalificato, in difesa dovrebbe esserci Blen, Gomez a centrocampo potrebbe dare una mano sia a chiudere che a far ripartire il rosanero, torna Brunori dalla squalifica e giocherà assieme a Poyampalo, sulla sinistra conferma per Di Francesco. Sampdoria con Sibilli e Udin alle spalle di Niang, a Marassi oltre 1000 tifosi rosanero, arbitrerà il match Perenzoni di Rovereto. È in Serie C trasferta delicata per il Catania sul campo del Latina. Toscano carica l'ambiente e chiede alla squadra concentrazione per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Tonino De Mana. Dobbiamo restare lucidi, si può ancora risalire. Le parole di Mimmo Toscano nell'antivigilia della sfida contro il Latina caricano il Catania che dopo 3 pareggi consecutivi va a caccia dei 3 punti per riprendere il discorso playoff, obiettivo minimo della stagione ed unica strada, seppur tortuosa, per cercare il ritorno in Serie B. Con il passare delle giornate si assottiglia il margine di errore ed ogni punto, d'ora in poi, avrà un peso specifico importante. Occhio quindi alla Latina del grande ex Rapisarda, un giocatore che avrà qualche motivazione in più e che farà di tutto per dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni e al suo ex tecnico. Il Latina è una squadra che nelle individualità, nei nomi, è una squadra che ha dei valori. E noi che dobbiamo limitare i loro valori ed esaltare i nostri. Attraverso cosa? L'atteggiamento e l'approccio, per questo non trazzicco in quello. Formazione sempre condizionata dal report medico, in attacco ancora out Inglese alle prese con problemi muscolari, dopo essere stato fermato dal giudice sportivo torna Gherardi, mentre Stoppa dovrà stare fermo per scontare la seconda giornata di squalifica. Latina Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti sabato dallo stadio Francioni a partire dalle 14:30, immancabili commenti da studio, i messaggi e le interviste ai protagonisti. Impegni casalinghi oggi pomeriggio per Messina e Trapani. I giallorossi ospitano al Francoscoglio la vice capolista Avellino, mentre la squadra di Torrente riceve il Monopoli, terzo in classifica. Sentiamo Sergio Colosi. Gli ultimi a mollare sono i protagonisti di oggi al Francoscoglio, squadra e tifosi. Li attende un compito quasi proibitivo contro l'Avellino vice capolista, che dalla prossima esclusione della Turis guadagnerà 2 punti sul Cerignola, portandosi a 3 lunghezze dalla vetta. Quanto basta per avere infinite motivazioni oggi pomeriggio contro un Messina disperato e penalizzato di 10 punti, tra l'esclusione del Taranto e la sentenza di ieri del Tribunale Federale Nazionale per mancati versamenti
spostamenti, come se già non bastassero la classifica e le ultime 2 sconfitte contro Trapani e Monopoli. Banchieri deve rinunciare a Krapicas, che sconta la seconda di 3 giornate di squalifica, e agli infortunati Ingrosso e Chiarella. Convocato Lia, in difesa rientra Marino. Attacco con De Sena, supportato da Dell'Aquila e Vicario. 900 biglietti disponibili per i tifosi di un Avellino forte in tutti i reparti, soprattutto in attacco con Lescano e Patierno, dietro le 2 punte pronto d'ausilio. Il Trapani ospita al provinciale il Monopoli, terza forza del campionato, con l'obiettivo di migliorare l'attuale posizione. Per riuscirci serve quella continuità che è sempre mancata ai Granata, battuti nell'ultimo turno dal Cerignola. Torrente senza Benedetti squalificato e Conciotti dall'inizio. Nel 3-5-2 Stenserud e Piovanello in avanti. È tutto, ci fermiamo qui per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata. Prossima edizione di Sicilia 24 alle 14.